Quando lei da Quinto arriva a Zero Branco, prima c'è una cappelletta sulla sinistra, subito dopo a sinistra, più avanti, adesso hanno fatto tante case, c'è una villa, E voi eravate su quella? rosa, eravamo su quella. Sì, direi. 4 stanze avevamo. Comunque c'erano difficoltà di trovare da mangiare, eccetera, però essendo già in campagna c'era più facilità che piuttosto di quelli che abitavano in città. E quindi una mattina di febbraio col freddo gelido, perché allora c'era molto più freddo di adesso, a noi bambini venivano i geloni, quelli che in Veneto si dice e buganze, no? Ecco. Niente, arriva queste SS, le quali entrano dentro in mala maniera e la prima cosa che fanno, si rivolgono naturalmente ai proprietari, hanno domandato chi eravamo noi e loro hanno detto che eravamo degli ospiti e praticamente subito ci hanno fatto, nella mattinata ci hanno messo fuori sulla strada, senza sapere dove avremmo potuto andare, no? Ecco, allora mia madre, come una iena, è andata dall'unica autorità del paese, il podestà, che non era più il sindaco, ma era il podestà del primo fascismo, non c'era più. C'era il segretario del partito, del partito della Repubblica Sociale, no? Che era pregio del precedente. Però vista che mia madre con sto bambino e mia sorella era del 29, quindi nel 44 ne aveva 13, ci ha dato una stanza nella casa del fascio. Però dopo alcune settimane, per fortuna, mia madre ha trovato una casa di contadini a Sant'Alberto e siamo andati là, insomma.